Buongiorno Notizia. 10 minuti dopo le 9 torniamo in studio del momento del nostro ospite. Oggi il Codacons protagonista con l'avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell'ufficio legale del Codacons Sicilia. Buongiorno e ben trovato. Grazie, buongiorno. E allora parliamo di un argomento che abbiamo già lanciato questa mattina nel corso del nostro avvio di programma. Parliamo di accise della benzina, perché sono delle tasse che pesano sul costo dei carburanti, tasse inserite per obiettivi di scopo tanti anni fa, in molti casi non più tolte. Però voi adesso chiedete un intervento concreto per limitare il prezzo della benzina. Sì, sono delle tasse di scopo inserite per finanziare appunto emergenze temporanee, ma mai più eliminate. Possiamo ricordare la percentuale inserita per la guerra d'Etiopia del 35, la crisi di Suez del 56, il disastro del Vajont del 63 e così via. Abbiamo tutte queste accise che non sono state più eliminate e vanno a pesare enormemente sul costo sia della benzina che del gasolio. È stato calcolato dal Codacons che abbiamo un 64% di tasse sulla benzina e un 60% sul gasolio, comprensivo quindi sia delle accise che dell'IVA al 22%. Insomma, potremmo avere un costo della benzina di quasi la metà rispetto all'attuale. Certamente è una tassazione esorbitante che pesa enormemente sugli automobilisti italiani e maggior ragione i siciliani, che sopportano anche quella che sono i costi dell'inquinamento ambientale delle raffinerie sul nostro territorio. Una tassazione quindi che è più alta, tra le più alte d'Europa. I cittadini pagano una speculazione anche che denunciamo come Codacons sui listini dei carburanti in Italia, che subiscono delle variazioni che sono sproporzionate, comunque immediate rispetto alle quotazioni del petrolio, e che non dovrebbero invece subire. Quindi il Codacons è pronto a denunciare queste eventuali le speculazioni e tutte quelle che sono gli abusi, e insiste pesantemente su quella che è la necessità di abbattere queste tassazioni, queste accise sul carburante. Tasse di scopo, si diceva, come ricordava lei, molto antiche, in qualche caso hanno compiuto addirittura 60-70 anni. Sì, sono, come ho detto poc'anzi, delle tasse che sono state inserite da parecchio tempo. Quindi si è esaurito l'obiettivo per le quali sono state introdotte. Certamente esaurito, però permangono per evidentemente finanziare altre necessità statali che non sono quelle legate alla tassa di scopo. Ancora una volta, avvocato, sottolinea il Codacons, gli automobilisti vengono utilizzati come bancomat. È propriamente lo strumento per tassare, diciamo, per recuperare delle somme più utilizzato in Italia è evidentemente proprio quello delle accise sui carburanti. Il governo regionale, quello nazionale che è stato varato ieri con la nomina del primo ministro, si impegnano nel loro programma, hanno l'eliminazione delle accise. Cosa farete voi per controllare che venga mantenuta questa promessa? Sì, noi vigileremo appunto contro le speculazioni sui prezzi del carburante. Lanceremo in questi giorni anche una campagna attraverso il segretario nazionale del Codacons, Francesco Danasi, una campagna proprio per l'eliminazione delle accise sul carburante, e quindi è un aspetto che non può essere trascurato, anche se viene ciclicamente ripreso dai governanti sia locali che nazionali, ma che incide pesantemente sulla spesa familiare. E a proposito di governo, è stato siglato quello che è stato definito il contratto di governo, che costerà ad ogni famiglia 4.200 euro. Sì, un calcolo che il Codacons ha effettuato su quello che è il cosiddetto contratto di governo Movimento 5 Stelle e Lega, che andrà a pesare anche sui costi familiari. Consideriamo la flat tax un 2.083 euro a famiglia, un reddito di cittadinanza che peserà per 708 euro a famiglia, il centro per l'impiego un 83 euro a famiglia, le politiche della famiglia 708 euro a famiglia.
Ci sono tutta una serie chiaramente di costi che andranno a pesare sulle famiglie, e dall'altro però sono bilanciati con quelli che sono i risparmi calcolati per la riduzione delle accise sui carburanti, proprio per ritornare sul tema, e i tagli ai costi della politica, che sono stati stimati 250 euro a famiglia, l'eliminazione delle accise, e la riduzione dei costi della politica un 12,50 euro a famiglia. Voi ipotizzate anche una class action nel caso in cui non fosse rispettato questo contratto? Sì, il Codacons, nella misura in cui appunto questo viene definito come un contratto vero e proprio siglato tra il Movimento 5 Stelle e Lega, in caso di inadempimento appunto pensa di poter agire anche legalmente per la violazione, quindi il risarcimento del danno per l'inadempimento del contratto stesso. Temi di interesse collettivo, grandi temi, quelli che abbiamo iniziato a trattare con l'avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell'ufficio legale del Codacons Sicilia, che rimane con noi. Parliamo ancora di tanti altri argomenti davvero importanti che stanno a cuore ai consumatori, con il Codacons protagonista in questo martedì. Buongiorno Notizia, restate con noi. Buongiorno Notizia. 9:29, ancora in studio con il nostro ospite, l'avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell'ufficio legale del Codacons Sicilia. Con lui parliamo adesso di sanità, l'ennesima aggressione a Castelvetrano, l'ultimo episodio in ordine di tempo. Il Codacons lancia una campagna di sensibilizzazione, no alla violenza, no alle lunghe liste di attesa. Sì, il Codacons rilancia in realtà quello che è una campagna che è già avviata da lungo tempo, no violenza, no lunghe liste d'attesa, per sensibilizzare sia l'opinione pubblica nei confronti del problema della violenza nelle strutture ospedaliere, e anche contro le lunghe liste d'attesa. Si invita appunto anche il personale medico, paramedico ad affiggere il logo sulle porte d'ingresso, in modo che appunto i cittadini siano sensibilizzati, invitati anche visivamente rispetto a quello che è una problematica che ancora non è stata risolta, quella della violenza, correlata, ripeto, a quella che è purtroppo una piaga ormai anch'essa molto lunga, quella delle lunghe liste d'attesa, scusando la ripetizione, proprio perché non è possibile che per esami spesso molto importanti e urgenti si debba attendere per anni, arrivare addirittura a un anno di attesa per una risonanza, per una mammografia, gastroscopie. Quindi oltre che spesso i pronto soccorso si trasformano in una specie di limbo, per cui bisogna attendere parecchie ore per essere assistiti, con gravi rischi anche per la salute dei pazienti che hanno reali urgenze da affrontare. Logo no violenza, no lunghe liste d'attesa, che viene distribuito dal Codacons a chi ne fa richiesta. Sì, che è stato appunto diffuso e distribuito agli ospedali, pronto soccorso, attraverso appunto anche l'impegno personale del segretario nazionale Francesco Danasi, che appunto ha intavolato dei discorsi appunto con i vari responsabili, i vari dirigenti ospedalieri, proprio per coinvolgerli e cercare di coinvolgere l'utenza che affolla giornalmente agli ospedali a mantenere la calma e non utilizzare la violenza, lanciando proprio lo slogan: la violenza non ti cura, oggi mi picchi e domani potrei doverti curare, pensaci. Quindi l'inversione dei ruoli. E adesso cambiamo invece argomento, parliamo di televisione, parliamo di una delle trasmissioni più seguite, Il Grande Fratello, perché anche in questo caso il Codacons ha presentato un esposto all'Agcom, l'autorità garante, chiedendo l'oscuramento della trasmissione. Per quali motivi? Sì, il Codacons ha raccolto le numerose proteste giunte dai telespettatori che lamentano, diciamo, episodi di violenza verbale, soprattutto di bullismo, di atti di omofobia, di razzismo, che sono stati evidenziati in queste trasmissioni. Tante polemiche sono state sollevate proprio nelle settimane scorse, diciamo. Tante polemiche sono state sollevate proprio per il bassissimo livello che pare abbia raggiunto questa trasmissione, e che mette a rischio anche quella che è la
l'aspetto formativo che in qualche modo dovrebbe avere la televisione, insomma, quindi diseducativo nei confronti dei ragazzi e giovanissimi che spesso sono il principale, diciamo, la principale utenza, i principali telespettatori di questi programmi, soprattutto perché questi episodi sono in evidente violazione di quello che è il decreto legislativo 177 del 2005, che detta i principi generali del sistema radiotelevisivo e a garanzia degli utenti. E quindi qualora appunto l'Agcom accerti, appunto, evidenzi queste violazioni, non può che irrogare le sanzioni conseguenti nei confronti di Mediaset, che è l'autore della trasmissione, così come dei conduttori, tutti coloro che hanno messo in campo, diciamo, queste violazioni, e contestualmente il Codacons chiede l'intervento di Mediaset per l'oscuramento, insomma, per sospendere il programma, o comunque rientrare nei canoni della legalità e rispetto dei principi che devono essere appunto rispettati nella trasmissione dei programmi televisivi. Codacons quindi che interviene anche per quanto riguarda la comunicazione, la televisione in questo caso, e chiede un maggiore rispetto, un maggiore senso civico da parte di chi conduce, da parte di chi realizza, ma anche di chi è protagonista di questi appuntamenti televisivi. E tra poco torneremo in studio con l'avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell'ufficio legale del Codacons Sicilia, per chiudere questo nostro spazio e parlare ancora di argomenti importanti. Seguiteci e restate con noi.